D'Antone? Si accomodi dietro a quel tavolo, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. In piedi, sì. Non occorre leggerla al microfono, la legga pure così. Consapevole della responsabilità morale e politica che assumo, con la mia disposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi, si sieda pure, si avvicini parlando bene vicino al microfono. Lei si chiama Savino Luca D'Antone. Esatto. È nato a Milano il 9 dicembre del 69? Sì. Dove è residente? Bucinasco. In via? Via Meucci numero 24. Grazie. Prego, PM. Allora, signor D'Antone, lei che lavoro svolge? Io ho un'azienda di materiale edile, vendo prodotti per copertura lattoneria e... Un imprenditore? Sì. Un imprenditore. Conosce la signora De Concesao, Sì. Dos Santos Oliveira, Sì. Michel? Che Sì. rapporto ha con lei attualmente? Attualmente ci frequentiamo ancora. Cioè un rapporto sentimentale? Sì, diciamo, sì. Ma può guardare il tribunale, per cortesia? Scusi, no. Sì, è un po'... Ascolta e risponde guardando noi. Ok. Diciamo sì, diciamo di sì. Un po' più che amicizia. Sì. Quando l'ha conosciuta lei, la De Concesao? L'ho conosciuta nel 2009, se non sbaglio, era maggio, credo. Io ho perso un po' questo. 2009, sì, 2009, giusto. Ed è iniziata un'amicizia sentimentale fra voi Sì. in quel periodo? Sì. Sì. Le risulta che la signora De Concesao Michel conoscesse una persona a nome Ruby, El Marug Karima detta Ruby? Mi è risultato dopo. Dica come Dopo, le è risultato. scusi, mi è risultato dopo che praticamente io sono stato insieme a lei da maggio fino a novembre, poi dopo che Di che anno, signor? sempre del 2009. 2009? Poi dopo i nostri rapporti sono un po', diciamo, non Raffreddati. andavano bene, cioè insomma, non andava bene la cosa e però lei stava a casa mia in quel periodo lì. Da lì in poi diciamo cioè, stava da me, ma ognuno faceva un po' i fatti suoi, insomma, in quel senso lì. Quindi io poi dopo a marzo lei è uscita di casa e poi ho saputo A marzo 2010, a marzo a quel 2010 poi sono stato a conoscenza di questa ragazza qua, Ruby, a maggio, giugno, quando mi ha chiamato che era disperata, insomma, Chi l'ha chiamata, signor D'Antone? Michel. Michel, cosa le ha detto? Che era successo questo, diciamo, un pasticcio con questa ragazza, mi ha spiegato più o meno come erano andate le cose. Io onestamente non la frequentavo, quindi non... Ma prima non ho idea. che scoppiasse il pasticcio, poi ci torneremo, che è quello del maggio 2010 immagino, lei aveva avuto modo di avere contatti diretti con Ruby? Mai. Solamente messaggi ricevo da Ruby. E che tenore avevano questi messaggi? Beh, minacciosi. E cioè, perché lo io dica... litigavo, perché io avevo litigato con Michel, i rapporti erano un po' tesi, no? E poi io l'ho risentita perché ovviamente per la questione che secondo me era rimasta incinta, cioè è rimasta incinta e c'era buona probabilità che fosse mio, quindi da lì in poi c'è stata un po' una diatriba tra me e Michele e si è messa di mezzo questa Ruby, che è lì che ho conosciuto la sua esistenza. Nel senso che in quel momento le mandavi messaggi? Sì, mi chiamava per conto suo, insultandomi, minacciandomi, vabbè. Qui dal verbale... abbastanza coloriti. Dal verbale che lei ha reso il 28 dicembre 2010 al sottoscritto PM alla dottoressa Ilda Boccassini, lei parla di telefonate, Sì. Ecco, non di messaggi. Telefonate, messaggi, sì. Telefonate, quindi Scusi, conferma. Sì, sì. Bene. Sì, un paio di telefonate anche, esatto. Cioè Ruby interveniva in favore della sua amica? Esatto. Sì. E la insultava, la insolentiva. Diciamo di sì. Sì. Prendeva le parti giustamente della sua amica, non sapendo come andate le cose. Senta, adesso le risulta che Michel, la chiamo Michel, no, per Sì. brevità, conoscesse Silvio Berlusconi? Me ne aveva parlato che l'aveva conosciuto, però onestamente io non gli ho dato molto peso alla cosa perché non era per me importante. Me ne aveva parlato, poi non ho approfondito
No, ma scusi, io le ho fatta. Le risulta che conosceva? Me l'ha detto, ma non ho potuto verificare la cosa. Cioè, Va bene, me ma l'ha che comunicato, ma non avevo prove. Che cosa le ha detto sul punto? Mi ha detto che era andato a una cena a casa del Presidente tramite il suo ex fidanzato. C'era delle scene normalissime, insomma, mi parlava di scene. Quindi era una conoscenza, mi pare di capire, intermediata da terzi, cioè il suo ex Il fidanzato, suo ex fidanzato conosceva il Presidente, sì. E chi era? Esatto. Fidanzato? Non so il nome, non conosco il nome. Non gliel'ha mai chiesto? Andrea si chiamava, non so altro. E lei sa se la De Conceição avesse frequentato oltre questa scena Silvio Berlusconi? No, non ne sono a conoscenza. Le risulta... No, ma lei- una Prego, cena o più prego. cene? Perché noi Non ne ha avevamo parlato- compreso... prego. No, mi ha parlato di qualche scena, adesso io onestamente non sono una persona che fa molte domande, cioè nel senso lei me l'ha raccontato perché gli faceva piacere raccontarmelo, ma non mi ha incuriosito la cosa onestamente. Lei sa se la De Conceição conoscesse Giampaolo Tarantini? No, l'ho saputo dopo. Dai Quindi giornali, dopo dai giornali. conferma che l'ha saputo. Dai giornali, l'ho letto dai giornali. L'ha letto dai Sì. giornali. Per Giampaolo Tarantini è un fatto notorio, ci riferiamo all'imputato della Procura di Bari per favoreggiamento della prostituzione. Il mio rapporto con lei era molto normale, io l'ho conosciuta in un abito a una cena a casa mia, non l'ho conosciuta in un locale, era una cena molto normale. Quindi. Chi ha conosciuto a casa sua? Michelle l'ho conosciuta in una cena a casa mia. Sì. Lei ha mai avuto modo di vedere, gliel'ha fatto vedere o l'ha visto comunque, la rubrica telefonica di Michelle? No, Le risulta che la signora De Conceição annotasse i numeri telefonici dei rispettivi titolari delle utenze ivi inserite nelle sue rubriche mediante un particolare criterio classificatorio che suddivideva le donne in puttana e troia e gli uomini in cabrito e cliente? no, l'ho letto dai giornali. Quindi lei non ha mai avuto modo di analizzare, non ho mai preso sto di cellulare, vedere. Ma la De Conceição ha mai partecipato a delle feste o ad eventi organizzati presso la residenza dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Nel periodo che sta con me? Sì? No. No, ha già risposto. Allora, prego nuovamente i difensori, per piacere, se vogliono fare delle eccezioni, lo Ho già facciano risposto. nei dovuti modi al microfono. Alla domanda Longo, co-difensore La di vicinanza Berlusconi. col testimone, Longo. Pensa che noi stiamo influenzando il testimone? No, è questo che Questo la il vicinanza Presidente non col l'ha detto. testimone. No, ha Scusi, detto la Presidente. vicinanza col testimone. Questo Perché non l'ha tanto per detto, saperlo. Presidente. Perché è fisiologico no. che in un processo ci sia uno scambio di battute col pubblico ministero, che non sempre si devono estrinsecare in una posizione formale, anche perché il signor procuratore è di una correttezza assoluta fin dall'inizio dell'udienza, e quindi più volte abbiamo avuto modo di interpretare una sua domanda soltanto con uno scambio di battute, quindi senza necessità di fare una posizione formale. Quindi non è che ci sia se non una ritenete volontà di fare una interferire. posizione formale, vi prego di mantenere il silenzio perché la vicinanza col testimone lo disturba. Prego, pubblico No, Presidente, a me Stavo non, facendo- scusi, Sir Giulio, a me non mi influenza, io dico la mia verità, nel senso non sto facendo favore a nessuno, ci mancherebbe. Grazie. Presidente, posso? Posso parlare? Prego, avvocato. Bene. Sono Longo, co-difensore dell'imputato. Volevo far presente che a questa domanda il teste aveva già risposto 2 volte, anche su un'indicazione di richiesta di precisazione di questa Presidenza, e che quindi ritenevo la domanda non potesse essere ammessa per ragione di continenza. Grazie, avvocato. Prego. Prego, PM. Allora, i fatti del 27 maggio 2010, lei li conosce? La De Conceição gliel'ha riferiti? Sì, me l'ha riferiti dopo. Allora, quando gliel'ha riferiti? Adesso non mi ricordo, più o meno qualche giorno dopo, insomma. Qualche giorno dopo? Sì, il perché 27 maggio. sì, adesso non mi ricordo esattamente, adesso passa un po' di tempo, onestamente. Quindi avevate rapporti e contatti in quel periodo? Dopo un po' di tempo, perché c'erano rapporti tesi, insomma, per un po' di tempo sono stati molto tesi, poi dopo si sono un po' sciolti perché poi dopo sono venuto a sapere del problema, non so se tramite lei o tramite qualcuno, probabilmente mi ha chiamato lei, Sì? e di
diciamo che mi sono un po' preso a cuore la cosa, ho voluto un po' dargli una mano, insomma, in quel senso lì. Allora, lei sa se Ruby prima del 27 maggio, e per la verità anche dopo, vivesse a casa della De Conceição? No, l'ho saputo dopo. L'ha saputo dopo. Lei sa se la Michelle sapesse o meno che Ruby era minorenne o maggiorenne? Cioè, cosa sapeva Michelle dell'età di Ruby? Chi mi ha detto lei non lo sapeva. Non sapeva la sua età, non sapeva neanche di dove era. Non sapeva neanche di dove era? No. Lei diceva che aveva 24 anni. Perfetto. Lei sa se il 27 maggio 2010 Michelle De Conceição ebbe modo di contattare l'onorevole Silvio Berlusconi? Me l'ha detto a me, sì, che l'ha chiamato lei. E perché l'ha chiamato? Gli ha spiegato anche perché l'ha chiamato? Perché Ruby era in caserma. Mi risulta che era in caserma di polizia per un furto, credo di soldi, a una ragazza che aveva un'amica in comune, insomma. E quindi? E l'ha chiamata cioè, se poteva dargli una mano a farla uscire, insomma. Perfetto. Questo mi ha raccontato, adesso sì, io sì, poi sì, purtroppo assolutamente. non ho potuto verificare. Le risulta che Ruby e De Conceição Michelle siano venute a lite violenta il 5 giugno 2010? E se sì, per quale ragione? Non era maggio, no? No, guardi, Scusi. era giugno, glielo assicuro. Allora, vabbè, per quello che, sì, mi risulta... E perché? L'ho saputo dopo anch'io. Guardando il tribunale, con il rispetto il che motivo... si tributa al tribunale, dica per cortesia perché. Il motivo non lo so, perché non le frequentavo, quindi non... Cioè, posso dire quello che mi ha riferito Michel, ma io non lo so, non c'ero, non ero lì presente. Quindi mi pare di capire che dei fatti specifici del 27 maggio non è che gli abbia detto tanto. Lei mi ha raccontato la sua versione, però... Ecco, ce la racconti E anche qual a è la noi. sua versione esatta? È che ha litigato perché lei era fuori di casa, e Ruby era chiusa in casa sua, insomma, e Michel se l'è presa perché non gli apriva la porta. Questa è la motivazione che mi ha dato, poi... Questo per i fatti di Conoscendo un po' il giugno. carattere di Michel ci posso credere. E poi cosa è successo? Non gli apriva la porta, Michelle se l'è prese, quindi... E poi so che dei vicini ha chiamato la polizia perché succedeva casino, cioè c'era un po' di confusione nel pianerottolo, e dopodiché hanno aperto la porta, insomma, o no, forse prima, adesso onestamente non so come, forse gliel'ha aperta dopo un po' la porta e so che si sono azzuffate, così mi ha detto. Torniamo ai fatti del 27 maggio, quelli della questura. Si concentri bene, signor D'Antone. Lei sa se Ruby ebbe modo di dare a Michelle delle immagini o dei nastri? Cioè Michelle ha microcassette o immagini che le furono consegnate da Ruby? Non ne ho proprio idea. Come? Non ne ho gliel'ha proprio detto idea. questo? Ho capito, sì. L'ho sentito dai giornali, anche questo. Senta, mi spiace chiederle questo, visto il suo ruolo, ma lei sa se la signora Michelle abbia esercitato l'attività di prostituzione? Mentre stava con me, di sicuro no. No. E questo lo vogliamo escludere. Prima, dopo, lei sa se ha esercitato l'attività di... Io anche questo l'ho preso dopo. Cioè, No, adesso è lasciamo una stare i cosa che giornali. No, non ho avuto neanche mai il sospetto mentre stava con me. Ecco, Poi- per la verità, e in tal senso le muovo una contestazione, che vuol dire che le ricordo quello che lei ha dichiarato il 28/12/2010 a me e alla dottoressa Boccassini. Sì. Lei ha detto, leggo anche la domanda per Mi ricordo cosa ho detto. Allora, se se lo ricorda, evito No, una ho detto che contestazione. quando l'ho conosciuta la dottoressa Boccassini mi ha chiesto: ma quando l'ho conosciuta mai pensato potesse fare la prostituta? Mai pensato? Che potesse fare la prostituta? Io mi ricordo di questo, gli ho detto: ci posso aver pensato, non sapevo esattamente che da dove arriva, però so che lavorava a Dolce Gabbana, l'ho conosciuta in un contesto normalissimo, non l'ho conosciuta in un night. No, non è così. La dottoressa Boccassini e io, per la verità, con grande precisione, le ha fatto questa domanda. Lei ha detto che in pratica, nel periodo in cui Michelle è vissuta con lei, ha provveduto al mantenimento della stessa. In più le dava anche 500 euro al mese
per il figlio che Michelle aveva in Brasile. Da quello che lei ha potuto constatare, dal tipo di abbigliamento, dall'uso che se ne aveva, di gioielli o disponibilità di denaro, le sembrava che Michelle avesse altre fonti di guadagno? Risposta: no, non me ne sono accorto. Devo dire che appena l'ho conosciuta ho pensato, ma era una mia supposizione, che lei potesse avere fatto la prostituta, ma ero condizionato anche dal fatto, lo dico per correttezza, che lei fosse brasiliana, senza un'attività lavorativa stabile, anche se vestiva bene, aveva borse griffate, eccetera. Ci ho pensato. Non ha nessun elemento per affermarlo. Non ho avuto nessun elemento, Perfetto. perché con me si è comportata sempre in maniera Benissimo. perfetta. Io non gli davo solo, ma mi ha chiesto soldi, anzi, i regali me li faceva lei a me, quindi qualche piccolo regalo, quindi io non ho, mi sembra un rapporto molto normale, onestamente. Michelle le ha mai detto, le ha mai riferito se in relazione alla vicenda Ruby poteva capitalizzare dei denari, poteva guadagnare dei soldi? In che Michelle? Sì. No. No. Senta, lei quando ha ripreso i rapporti con Michelle, Sì. quando siamo grosso modo? Quando siamo? Sì, in che periodo? Ma io sono stato vicino nel periodo dopo perché la ragazza era parecchio a terra, quindi forse c'è una particolare attrazione per le cause perse e gli ho dato un po' una mano. Ma quando vi siete riviste? Era giugno probabilmente, ma non avevamo rapporti, stavo vicino, nel senso l'aiutavo nelle piccole cose, facevo la spesa, ogni tanto portavo la spesa a casa, ma cose normalissime, perché la vedevo veramente, onestamente non mi piaceva vedere in quel modo lì. In quel periodo Michelle dove stava di casa? Via Villoresi, Adesso dove sta di casa? in via Vat. Ha cambiato casa Sì, pertanto? sì. Lei ha avuto modo di vedere questa casa nuova? Certo. È diversa rispetto a quella di via Villoresi? Sì. Consiste in un miglioramento materiale? Sì, ci ho dato una mano io. Ah no, infatti. Sì, No, certo. E i verbali, c'è No, io mi sono preso un po' a cuore dopo la cosa. Può perché... aspettare un momento, scusi? Ah, scusi. Perché il difensore deve Mi dirci scusi, una cosa. non stavo rispondendo. Prego, avvocato. Per i verbali. C'è opposizione a questa domanda perché presuppone intanto una valutazione di carattere estetico e poi è assolutamente non conferente a parere di questa difesa. La domanda è ammessa, può rispondere. A quale Che domanda? differenze ha notato tra l'appartamento di via Villoresi e quello dove abita? No, quello dove abita adesso, siccome l'ho aiutata io a trovarlo, è un appartamento più decoroso. Ma lo mantiene lei, Sì. lo paga lei? Sì, Questo, pago io. questo infatti. Io lo pago Senta, lei conosce Condorelli? Sì, l'ho conosciuto adesso. L'ha conosciuto adesso. Lei sa se Condorelli e Michelle abbiano avuto dei rapporti affettivi, sentimentali, L'ho saputo. sessuali, Sì, me l'ha qualsiasi detto, altro genere? non è un problema. Gliel'ha detto? Sì, me l'ha detto. Gliel'ha detto chi? Me l'ha detto sia Michelle che lui. Ah, quindi gliel'hanno detto tutti e due. Grazie, mi riservo di concludere l'esame. In esito ai conclusioni. Prego le difese. Lei ascolta la domanda e risponde sempre rivolta verso di noi. Ok, scusi. Buongiorno, pochissime precisazioni. Lei ha parlato prima di questo problema che la signora Michelle sarebbe rimasta incinta. Lei sa se poi c'è stata una gravidanza o un'interruzione di gravidanza? Sì. C'è stata C'è un'interruzione stato, di sì. gravidanza? Sì. Lei ricorda quando questo è avvenuto? Era fine maggio, penso, era fine maggio, non sento la data esatta, non me la Del ricordo. 2010? Sì. Fine maggio del 2010. Senta, lei ricorda anche chi ha provveduto dal punto di vista economico per l'intervento? Sì, io. Ha provveduto lei. Lei poi in quei giorni ha avuto, se lei ricorda, telefonate particolari da parte di Ruby, cioè ha avuto continue... No, prima perché... Prima per le ragioni che ci ha già detto. Esatto, sì. Non ci interessa, ovviamente, non è oggetto del processo. Non ho nessun'altra domanda, la ringrazio. Nessuna grazie, signor Presidente. Prego, Pier. Nessuna domanda. Grazie, può andare. Grazie.